La consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, ricordando i soli 28 milioni di euro rimasti nelle casse per la legge speciale di Venezia e Chioggia, invita il governo Meloni a rifinanziare le necessità di questi territori. Legge nata a seguito di alluvioni per un territorio immerso nella laguna, patrimonio riconosciuto e protetto dalla stessa UNESCO. Tale legge, approvata nel 1973, finanzia innanzitutto la sicurezza idraulica che viene messa a rischio dal moto ondoso, dalla chimica di Porto Marghera e dalle grandi navi da crociera. Oltre a questo, la legge speciale viene incontro ad altre problematiche che nascono proprio attorno a questa realtà specifica. Sostiene la consigliera che la legge speciale sia la vera e propria autonomia differenziata per la Regione Veneto, impossibile non poterla utilizzare, afferma Baldin, ricordando che tutti i governi, seppur con difficoltà, l'hanno finanziata, tutti tranne fino ad ora il governo Meloni. Senza l'aiuto della legge speciale molti servizi pubblici decadrebbero, dimostrando che di Venezia non interessa nulla, continua Baldin, ricordando che nei prossimi giorni Venezia sarà visitata dalla commissione ispettiva UNESCO. Ora più che mai c'è bisogno di questa importante tutela, afferma. Siamo giustamente preoccupati, conclude, ed è ora che anche il governo Meloni se ne renda conto. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.